quello che posso solo dire io come persona che abito comunque a Santa Giustina è che noi ci siamo suddivisi proprio in zone proprio perché questo territorio ampio e con le sue diverse problematiche, e comunque Feltrino ha problematiche diverse di un Agordino o di un Cadore, quindi abbiamo voluto strutturarci e capire proprio che tipo di problematiche ha il nostro territorio. Facciamo queste riunioni, cerchiamo di invitare la gente, logicamente del Feltrino, di Santa Giustina Sedico, che possa venire e che possa dirci comunque noi andiamo a spiegare quello che vogliamo fare, quello che vorremmo fare, cioè, le idee che abbiamo, e in più vogliamo comunque ascoltare anche le problematiche dei cittadini, che tutto sommato noi le prendiamo molto in considerazione e poi noi andiamo a lavorare in base anche a quello che loro ci dicono. Cosa devo dire? Dopo noi comunque il nostro movimento è strutturato molto, cioè ci lasciano anche lavorare molto liberamente. Cerchiamo tutti, ognuno, di portare qualcosa per il territorio, lo facciamo in modo gratuito e solo ed esclusivamente perché abbiamo a cuore proprio le nostre vallate e il nostro territorio, quindi tutto quello che possiamo fare è comunque quello che vogliamo chiedere è che la gente creda in noi e che abbia un po' di più coraggio nel chiedere l'autonomia.